Dopo l'Indita a Iazzi, la 55enne morta sul colpo nello schianto avvenuto lo scorso 14 febbraio lungo la Triestina a Tessera, all'altezza di Canoghera, è morta a distanza di una settimana anche la suocera che era in auto con lei, Marisa Gabrieli, 78enne di Lughetto di Campagnalupia. Restano ancora ricoverati il figlio della donna e la nipote di 12 anni, il primo all'Angelo, la seconda nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova. Entrambi in gravi condizioni, non sarebbero però in pericolo di vita. I funerali della 55enne saranno celebrati sabato 28 febbraio nella chiesa parrocchiale di Calcroci, mentre per la suocera non è ancora stata fissata la data. Le indagini della Polizia Locale di Venezia sulle cause dello scontro sono ancora in corso. Da chiarire, infatti, se all'origine della sbandata del SUV vi siano stati la velocità, l'asfalto bagnato perché quel giorno pioveva, una distrazione oppure un malore.